Ore 12 scadono i termini per la presentazione delle liste alle amministrative del 14-15 maggio a Treviso e la sfida si colora subito di giallo perché tra i 6 candidati sindaco fino a ieri in corsa per Casugana potrebbe restare fuori Ugo Moro, il candidato del Partito Comunista Italiano che nel primo pomeriggio con un comunicato stampa ha annunciato di non essere riuscito a presentare in tempo la propria lista. Si attende l'ufficializzazione della commissione elettorale nei prossimi giorni, così in tarda mattinata parlava lo stesso Moro fuori dal comune. Un po' complicato perché alla fine sono mancate delle firme e quindi ci proviamo, vediamo che succede. Quindi è in bilico al momento. Eh sì, decisamente in bilico purtroppo. Corsa contro il tempo anche per Fratelli d'Italia che dopo il passo indietro di Fabio Crea e la sostituzione con un altro candidato si è trovato costretto a raccogliere nuovamente le firme. Il commento del responsabile elettorale Marco Della Pietra all'uscita da Casugana subito dopo aver depositato la lista. Stiamo aspettando, ce lo stanno dicendo adesso. Al momento della presentazione delle liste di Forza Italia, il segretario comunale ha fatto alcune considerazioni nei confronti di 2 candidati, osservazioni che non dovrebbero comunque essere inficianti ai fini della loro candidatura. Dunque, ad un mese dall'appuntamento con le urne ad appoggiare i 5 candidati sindaci ci sono 14 liste, 426 invece i nomi in corsa per un posto in consiglio comunale. A scontrarsi con il sindaco uscente Mario Conte, appoggiato da Lega, Fratelli d'Italia, lista Mario Conte sindaco e Conte, che riunisce Forza Italia e Coraggio Italia, ci saranno Giorgio Denardi, candidato del centro-sinistra, appoggiato da PD, lista civica Denardi sindaco, Europa Verde, Treviso Civica, Coalizione Civica e Volt. Nicolò Rocco, candidato per Azione, Futura, Italia Viva, Calenda, Rocco sindaco. Il Movimento 5 Stelle e Unione Popolare appoggiano Maurizio Mestriner. Il Popolo della Famiglia candida Luigino Rancan. Infine da notare il giallo sulla candidatura a sindaco di un esponente del partito Sud Chiama Nord, ma la lista sarebbe stata oggetto di ulteriori verifiche.